It's a long road when you're on your own, and it hurts when they tear your dreams apart. And every new town just seems to bring you down, trying to find peace of mind. Bene, questa mattina ci troviamo in via La Somme, siamo in compagnia di Claudia Pisano. Lo ricordiamo, Claudia, la moglie di Mattia De Ligia, il detenuto di Buoncamino, che qualche settimana aveva inscenato una protesta nel carcere cagliaritano per la situazione allarmante all'interno del penitenziario. Claudia, chiaramente ci hai chiamato stamattina perché c'è una bella notizia. Mattia è a casa, adesso siamo proprio all'esterno della tua abitazione, non entriamo ovviamente perché Mattia si trova agli arresti domiciliari. Com'è andata? Quindi una bella notizia, dici un po'. Come è successo tutto? Sì. È successo che dopo questa protesta era stato trasferito, diciamo, poi aveva tentato di uccidersi. Sì. Da là, tutto sommato, io mi sono rivolta al comune per chiedere una mano d'aiuto, Certo, per aiutarlo, e niente, ha avuto questo aiuto grazie ad Angela Lai del comune di Cagliari, Don Marco Lai, sì, appunto, della Caritas che mi ha diocesana. fatto un foglio di affidamento dove lo prendevano in affidamento, Certo, dove cercavano di aiutarsi in ogni modo, e neanche dopo una settimana che hanno avuto tutta questa documentazione, l'hanno certo, mandato finalmente a casa. Quindi da Bade Carlos, da dove era stato Sì, poi trasferito. dall'ospedale è stato portato a Bade Carlos, da là ha trovato persone che l'hanno aiutato, ascoltato, e è riuscito a Perfetto. tornare a casa. Diciamo un epilogo più che positivo. Mattia si trova appunto adesso è a casa, ha potuto riabbracciare naturalmente te, ma anche i bambini. Sì. La situazione, insomma, finalmente è una bella notizia, possiamo dire. Adesso ci dicevi tu prima che chiaramente inizierà a lavorare Sì, in Viale inizierà a lavorare, Fregnazio. lo prenderanno a lavorare in Viale Fregnazio, una specie di volontariato, Sì, dove lui potrà uscire la mattina, potrà andare là a distrarsi la mente perché ha bisogno esatto. di avere poco a poco aria. Dopo 9 mesi chiuso ha bisogno proprio di andare a star bene, diciamo. Certo. Mattia è rientrato qualche giorno fa, se non erro l'altro ieri. Il 6 agosto, Ok. è arrivato all'improvviso perché è successo tutto all'improvviso, questa chiamata. Sta bene, è contento di essere a casa. Quali sono state le prime parole che ti ha detto, insomma, rivedendoti? Al telefono mi ha detto: amore, sei contenta? Sono io, sto tornando a casa, arrivo fra 3 ore, aspettami, Sei contenta? Bene. Mi ha detto. Bene. Ultimamente erano solo lacrime, non potevo Certo. più stare né. Infatti lo ricordiamo nelle scorse settimane anche il tuo Andy Rivieni, chiaramente da Cagliari verso la Nusei per andare a trovarlo. Mattia non stava bene, ovviamente, nel senso che si trovava là da solo in carcere, trasferito in maniera coatta da Buoncamino, perché comunque era stato considerato dall'amministrazione penitenziaria un po' anche il capogruppo, diciamo il leader di questa protesta. Lo vogliamo ribadire per Castedo Online, adesso queste immagini stanno andando in onda e lo possiamo ribadire, è una bella notizia, cercare di reinserire comunque un detenuto che comunque Mattia ha ancora pochi mesi da scontare. 3 mesi di pena da scontare, diciamo, sì. Perfetto. 3 mesi e poi finisce questa condanna, diciamo. Perfetto, perfetto. Adesso ha due ore libere. Adesso ha solo 2 ore la mattina, può uscire la mattina per farsi una passeggiata, per sbrigarsi le sue cose, esce dalle 9 alle 11, deve tornare a casa. Per il momento ci va bene così, l'importante è avere un po' d'aria. Noi ti ringraziamo, Claudia, anche perché le tue parole, la tua testimonianza chiaramente possono dare anche modo e adito ad altre famiglie che comunque magari si trovano anche in queste situazioni, a vivere magari anche nel dramma di avere un proprio familiare all'interno di un penitenziario. Ecco, possono dare anche modo di avere comunque speranza e ovviamente di continuare a lottare. E in questo caso possiamo anche ribadire l'essenziale e anche fare sempre affidamento alle istituzioni, in questo caso l'interessamento dell'assessorato ai servizi sociali del Comune di Cagliari e non ultimo anche la Caritas diocesana con Don Marco Lai in prima linea. Che ringrazio tantissimo, veramente di vero cuore, Angela Lai, Don Marco e le persone che mi sono state vicino. Noi prima ci dicevi che i bambini sono finalmente, insomma, felici, allegri. I bambini hanno tornato il sorriso, non hanno più le lacrime agli occhi, hanno la loro felicità che è il padre. Perfetto.
Perfetto. Grazie Claudia, da Via La Somme è tutto. Grazie tanto. A te.